Allora qualcuno si è indignato perché abbiamo osato chiedere l'autonomia. Noi in Veneto diciamo Paroni a casa nostra, se ti va bene così, buon, se no casa. L'obiettivo è quello comune, per il Veneto autonomia subito. Il messaggio di fronte alla sconfinata spianata di militanti non potrebbe essere più chiaro, ora o mai più. L'autonomia sbarca a Pontida, lo fa a seguito di un Veneto che ha iniziato il suo percorso ed è deciso a concluderlo. Nella Pontida dei record, quella dei 58 pullman da nord-est, 45 dal Veneto, la Pontida dove Salvini lancia l'altro grande obiettivo del Carroccio. L'Italia che noi governeremo per i prossimi 30 anni è un'Italia che non ha paura di niente e di nessuno. Occorreva unire in Italia e occorrerà unire in Europa. E io penso a una lega, delle leghe in Europa. Si parla di migranti, Europa, legittima difesa, giustizia, economia e sociale, ma quando sale sul palco Zaia i riflettori vanno su un punto chiave. Posso dar ordine di aprire il gonfalone del Veneto? Aprite il gonfalone. Questo leone che vedete ha 1100 anni di storia, è l'unica bandiera nella quale c'è la parola pace. Noi non siamo dei guerrafondai, però siamo molto incazzati perché vogliamo l'autonomia in Veneto. Zaia ricorda il plebiscito del 22 ottobre 2017 e poi guarda avanti. Per la regione firmo io e poi ho detto ma per il governo firma Erika Stefani, una veneta ad hoc, ministro per gli affari regionali, ma io lo chiamo già il ministro per l'autonomia. Non abbiamo scuse, ora o mai più, l'autonomia ora o mai più.